100% coerenti con gli interessi del Paese è il titolo del convegno organizzato da Ambi Veneto. Per parlare di bonifica andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Francesco Cazzaro, presidente Ambi Veneto, 100% coerenti con gli interessi del Paese. Un convegno per ribadire che i consorzi di bonifica sono parte integrante della salvaguardia del territorio e non solo. Sì, questo è stato un momento che abbiamo voluto Ambi Nazionale, che noi abbiamo accolto ben volentieri, insomma, di realizzare in Veneto, vista la concomitanza anche della fiera, ambiente adatto, insomma, per questi argomenti. Abbiamo voluto fare il punto della situazione sulle tante risorse che sono state messe a disposizione dei consorzi in questi ultimi anni, per far vedere cosa è stato fatto con queste risorse. I progetti che ci eravamo impegnati prima a fare e poi con le risorse a realizzare, insomma, abbiamo voluto far vedere che sono stati fatti o sono in via di ultimazione. È stato un momento importante anche di confronto con pubblico, diciamo, con le istituzioni, dalla Regione ai nostri ministeri competenti, che normalmente, diciamo, tecnicamente si sentono con i consorzi quasi quotidianamente, proprio per i motivi che dicevo prima, e che però in questo caso, insomma, abbiamo voluto partecipare, rendere edotti pubblicamente. 100% coerenti con gli interessi del Paese. Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto, che cosa vuol significare oggi questo convegno qui a Verona? Oggi l'obiettivo è quello di un confronto con il Ministero dell'Agricoltura sugli investimenti che sono stati finanziati nelle varie linee di finanziamento degli ultimi anni, dal PSRN, Piano Sviluppo Rurale Nazionale, al Fondo di Coesione, Fondo FSC, al PNRR e oltre a altri finanziamenti che arrivano dalle finanziarie successive. In realtà 100% coerenti con gli interessi del Paese, ma 100% anche coerenti con gli obiettivi fissati dai cronoprogrammi, quindi vuol dire abbiamo ricevuto i soldi, siamo stati bravi a metterli a cantiere, stiamo realizzando le opere, stiamo arrivando anche a terminarle, e questo è un grande obiettivo che volevamo condividerlo con il Ministero dell'Agricoltura, soprattutto perché dobbiamo rilanciare. Abbiamo un parco progetti importanti, supera il miliardo di euro di progetti presentati sugli ultimi piani che abbiamo con i ministeri, e questo ci dà la possibilità di guardare avanti. Servono investimenti costanti, pluriennali, importanti, perché altrimenti i cantieri non si realizzeranno. Il cambiamento climatico c'è, è un dato di fatto, e che in Italia, soprattutto in alcune zone, piove in maniera completamente diversa a come eravamo abituati. Sto parlando soprattutto, ad esempio, dell'Italia del settentrionale, che non era abituata a crisi idriche, e invece, come state vedendo e come vediamo in questo momento, invece crisi idrica si parla. La crisi idrica però è causata da due aspetti, secondo me, principali. La prima è meteorologica: piove meno, nevica meno, avete visto tutti, insomma, anche in questo momento. Ci sono zone in Italia dove, ad esempio in Sicilia, in questo momento c'è emergenza idrica. L'altro aspetto è un po' un aspetto amministrativo: ci vuole più coordinamento da parte di tutti gli enti preposti alla, diciamo, gestione dell'acqua grezza, cioè all'acqua prima che questa venga fornita al settore agronomico e potabile e industriale, chiaramente. Su questo abbiamo più un paese che nel tempo si è strutturato come se di acqua ce ne avesse tanta. Dobbiamo imparare molto di più dai paesi e dagli stati dove, avendo poca acqua, hanno fatto molto più squadra tra le istituzioni, hanno creato più coordinamento e hanno fatto in modo che tutte le risorse cadessero di un piano unico. Ecco, questo piano lo sta verificando la cabina di regia sono tutti i ministeri coinvolti, l'agricoltura, le infrastrutture, l'ambiente, chiaramente, la Presidenza del Consiglio. Questo vuol dire maggiore coordinamento di tutti gli investimenti.
Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto, i consorzi sono fondamentali nella gestione del territorio e oggi questo convegno lo ribadisce. Lo ribadisce, ma sono fondamentali sia per la parte istituzioni, avendo fatto il sindaco lo so bene quanto l'opera dei consorzi di bonifica sia importante, ma anche per il comparto agricolo. Per assurdo ci siamo trovati annate dove la gestione e il controllo delle acque è stato difficile, ha messo a dura prova i territori, e altri anni come l'anno scorso dove la siccità si è fatta sentire in maniera importante. Oggi mondo delle istituzioni e mondo agricolo faranno sintesi soprattutto per fare una verifica sugli investimenti, sulle infrastrutture irrigue che sono stati fatti, su quello che è in corso, ma soprattutto con il commissario alla siccità che è stato nominato dal governo una definizione di quello che è il fabbisogno per far sì che l'acqua venga governata in maniera adeguata sia quando serve per metterla a disposizione, ma anche per trattenerla quando ovviamente è in eccesso. Massimo Gargano, direttore di ANBI, 100% coerenti con gli interessi del Paese, che cosa vuol dire? Vuol dire qualità della spesa affidata, vuol dire aver risposto alle attese del governo e dei cittadini, vuol dire aver risposto alle attese di quelle che sono le imprese agricole e quindi del cibo del Made in Italy agroalimentare italiano. Vuol dire che se è stata fatta una scelta si ha la certezza di un soggetto, i consorzi di bonifica, importante, partecipato dal basso, che conosce le criticità e che ha saputo assumersi le proprie responsabilità.